Ondata di caldo sulla Liguria, nuovo avviso meteorologico emesso per le alte temperature. La sensazione di afa è accentuata dagli elevati valori di umidità. Reclutavano mercenari nel Levante Ligure da inviare in combattimento nell'Ucraina orientale tra le milizie filorusse. I carabinieri del ROS hanno effettuato 3 arresti, altre 3 persone sono ancora irreperibili. Per amare bisogna essere liberi dagli idoli, così il Papa all'udienza, appuntamento ripreso oggi dopo la pausa estiva. Divinizzare ciò che non è Dio, ha detto, è una tentazione della fede. Maria è attenta alle necessità degli uomini, lo ha ricordato il Vescovo, celebrando a ribasso la festa di Nostra Signora della Salute. Monsignor Tanasini ha invitato a dare alla propria vita la forma del Vangelo. Lutto a Levi, è mancato Pippo Solari, fu sindaco negli anni 60, con la sua giunta si realizzarono l'acquedotto e la strada panoramica, è morto a Milano a 95 anni. 280 persone hanno invaso le vie di Caviborgo per la tradizionale cena estiva a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. Il ricavato andrà all'associazione Ricerca Trapianto Midollo Osseo. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio Oggi. L'ARPA ha emesso un nuovo avviso meteorologico relativo all'ondata di caldo che interessa la Liguria e all'elevato disagio fisiologico provocato dalle alte temperature. Anche per domani sono attesi valori alti con tassi di umidità alle stelle. Sentiamo Daniele Laiosa del Centro Navi Meteo di Chiavari. Qual è la situazione sul nostro territorio? Attualmente si stanno verificando temperature che in senso assoluto non sono da record, perché comunque sulla costa oscilliamo tra un 30-31 gradi di massima, normalmente ci sono picchi di 32-33 nell'immediato entroterra. Questi sono valori abbastanza normali per il periodo estivo, ma è l'alto tasso di umidità relativa a rendere il caldo poco sopportabile, quindi il disagio legato all'afa, quindi valori anche superiori al 70-80% di umidità combinati con queste temperature di 30-31 gradi, danno un pesante disagio psicofisico dovuto alla mancanza poi di traspirazione da parte del corpo. È questo che rende in qualche modo il caldo di questi 2 o 3 giorni poco sopportabile. Questa situazione per quanto tempo ancora andrà avanti? Sicuramente per questa settimana. Addirittura è previsto anche un'ulteriore accentuazione del caldo nei prossimi 2 o 3 giorni. C'è da dire che venerdì potremo sperimentare una fase più torrida, quindi torrida contrariamente a quello che si pensa vuol dire meno affosa, quindi con tassi di umidità più contenuti. Per contro però la colonnina di mercurio potrebbe salire, quindi anche sotto costa e a fondovalle raggiungere magari temperature di 34-35 gradi, localmente anche 36, però ripeto il tasso di umidità più contenuta, quindi ci abbasseremo dal 70-80% attuali al un 50-60%, potrebbero, poi è una sensazione ovviamente soggettiva, ma rendere questo caldo paradossalmente più sopportabile. Per un break vero e proprio bisogna aspettare, se ne parla prima di Ferragosto. Siamo alla cronaca, è stata scoperta dai carabinieri del ROS una struttura operante sull'asse Italia-Ucraina per il reclutamento di mercenari da inviare nei teatri di conflitto in tutto il mondo. 3 persone sono state arrestate, nel corso dell'operazione sono state effettuate 7 perquisizioni nei confronti di altri soggetti indagati. Questa mattina la conferenza stampa in procura a Genova, sentiamo. Reclutavano persone nel Levante Ligure, nell'area degli skinhead, per arruolarle nel territorio di Donbass, nell'Ucraina orientale, tra le milizie filorusse schierate contro quelle della Repubblica Ucraina. Per questo motivo 6 persone sono state raggiunte dal provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Genova. Solo 3 di loro sono stati arrestati, gli altri potrebbero ancora trovarsi nelle zone teatro del conflitto. L'indagine è partita nel 2013 ed è stata condotta dai carabinieri del ROS. I reati contestati sono i reati di reclutamento o arruolamento con corrispettivo di lucro in organizzazioni militari o paramilitari che svolgono la loro attività all'estero e nel reato di attività militare vera e propria. Questi reati sono previsti da una legge speciale del 1995 che l'Italia ha approvato ratificando una convenzione dell'ONU del 1989 che punisce appunto il mercenariato.
Secondo gli inquirenti, gli arrestati erano in contatto con un sodalizio attivo pubblicamente nell'assistenza umanitaria verso le popolazioni del Donbass, vittime della guerra civile del 2014, sodalizio che operava di nascosto nel reclutamento di mercenari. I 3 arrestati sono un italiano, un cittadino albanese e un operaio moldavo aspirante legionario. Uno degli arrestati è emerso dalle attività, svolgesse proprio attività di cecchino. Il livello di preparazione comunque dei combattenti era molto alto, tanto uno aveva anche fatto parte in un periodo di ferma volontaria dell'esercito italiano e aveva preso parte ad una attività all'estero in teatro di operazioni in Bosnia e Erzegovina nel 2001. Uno dei soggetti dapprima fece delle attività di concorso nel reclutamento, poi in prima persona si è spostato nei territori al confine tra la Siria e l'Iraq per combattere al fianco di gruppi satelliti del PKK. Oggi a Rapallo si è svolto un incontro tra gli albergatori del Levante e i responsabili della piattaforma internet Booking.com. Al centro del tavolo il bus Airport Shuttle, entrato in servizio lo scorso 12 luglio e che collegherà sino a settembre il Tigullio orientale all'aeroporto di Genova sotto la regia di ATP Esercizio. Booking.com ha confermato l'interesse a inserire il servizio nei pacchetti turistici offerti dalle aziende commerciali online più grandi del mondo, attive nel settore dei viaggi. All'incontro erano presenti i vertici di Booking, dell'aeroporto di Genova, di ATP e di Città Metropolitana. Dopo il passaggio ad ANAS di alcune strade provinciali, la priorità è la risistemazione della 586 della Val d'Aveto. A dirlo il consigliere regionale di Forza Italia Claudio Muzio, dopo la firma del verbale di consegna che si è svolto ieri in Regione. La 586 della Val d'Aveto e la 654 della Valnure, dice Muzio, sono le strade che maggiormente necessitano di un rifacimento del manto. Muzio ha presentato in merito un ordine del giorno che sarà discusso nelle prossime sedute di Consiglio. E intanto domani ci sarà il sopralluogo del Presidente della Regione ai cantieri sulle ex strade provinciali trasferite ad ANAS. In particolare alle 12:30 visiterà la provinciale 523 dei Centocroci vicino al borgo di Varese Ligure. Siamo ora all'informazione religiosa. L'udienza generale del Papa, per amare, ha detto, bisogna essere liberi dagli idoli. È incentrata proprio sull'idolatria, un tema di grande portata e attualità, la catechesi di Francesco, appuntamento ripreso dopo la pausa estiva. Sentiamo. Divinizzare ciò che non è Dio è una costante tentazione della fede. Così il Papa, riprendendo il ciclo delle catechesi in aula Paolo VI, si concentra sulla piaga dell'idolatria, legata soprattutto ad una visione che tende a diventare una fissazione o un'ossessione. Gli idoli schiavizzano, dice il Papa, promettono felicità ma non la danno, sono solo una proiezione di se stessi negli oggetti o nei progetti. E ci si ritrova a vivere per quella cosa o per quella visione, aggiunge, presi in un vortice autodistruttivo in attesa di un risultato che non arriva mai. Sono tanti gli idoli di oggi, ha quindi sottolineato Francesco. Il denaro ruba la vita e il piacere porta alla solitudine. Le strutture economiche sacrificano vite umane per utili maggiori. Pensiamo a tanta gente senza lavoro perché? Perché gli imprenditori di quella impresa, di quella ditta, hanno risolto di lasciare, di congedare gente per guadagnare più soldi, l'idolo dei soldi. Si vive nell'ipocrisia facendo e dicendo che quel che gli altri si aspettano perché il Dio della propria affermazione lo impone. E si rovinano vite, si distruggono famiglie, si abbandonano giovani in mano a modelli distruttivi pur di aumentare il profitto. Anche la droga è un idolo. Quanti giovani rovinano la salute, persino la vita, adorando quest'idolo della droga? E ieri il Papa ha incontrato in piazza San Pietro quasi 70.000 chierichetti provenienti da tutto il mondo. Servite il prossimo, la santità non è per i pigri, ha detto loro. Rispondendo alle domande dei giovani dai 13 ai 23 anni, ha poi sottolineato che non importa se il prossimo è connazionale o straniero, ma occorre andare incontro ai suoi bisogni. Il servizio del Centro Televisivo Vaticano.
Piazza San Pietro in un caldissimo pomeriggio di fine luglio è rinfrescata da 70.000 foulard di tutti i colori, quelli dei giovani ministranti venuti a Roma da 19 paesi, soprattutto d'Europa ma anche Stati Uniti e perfino Antigua e Barbuda, per il loro 12° pellegrinaggio internazionale sotto il motto "Cerca la pace e perseguila". Papa Francesco li abbraccia idealmente tutti, percorrendo in Papa Mobile via Conciliazione. Sul sagrato un chierichetto serbo gli chiede come tradurre il servizio all'altare nella vita quotidiana in opere concrete di carità e in un cammino verso la santità. La strada della santità, risponde il Papa, non è per i pigri. Per concretizzare il comandamento dell'amore, spiega, Gesù ci ha indicato le opere di misericordia. Sono una via impegnativa ma alla portata di tutti. Basta che ciascuno di noi cominci a chiedersi: che cosa posso fare io oggi per venire incontro ai bisogni del mio prossimo? E non importa se sia amico o sconosciuto, connazionale o straniero, è il prossimo. Credetemi, così facendo potete diventare davvero santi, uomini e donne che trasformano il mondo vivendo l'amore di Cristo. È vero, non è facile, fa fatica, ma ricordatevi, lo dico un'altra volta, la strada verso la santità non è per i pigri. È mancato all'età di 86 anni Monsignor Bassano Staffieri, vescovo emerito della Spezia, Sarzana e Brugnato. Ordinato vescovo nel 1989, ha guidato la diocesi di Carpi e in seguito quella spezzina per 8 anni, dal luglio 1999 al dicembre 2007, quando venne accolta la sua rinuncia al mandato per raggiunti limiti di età. Da allora Monsignor Staffieri aveva deciso di rimanere a vivere alla Spezia, ottenendo nel 2008 la cittadinanza onoraria e continuando a collaborare con le parrocchie e i nuovi vescovi. Tanti messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni. Ora veniamo nella nostra diocesi. Nei giorni scorsi la parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ria Chiavari ha festeggiato Nostra Signora della Salute con la messa presieduta dal vescovo. Maria è tanto bella che tutta la sapienza di Dio si riverbera in lei, ha detto nell'omelia. Monsignor Tanasini ha poi spiegato il significato del nostro affidarsi alla Madonna e ha invitato a conoscere il Vangelo più in profondità. Sentiamo. Se è stata attenta alle difficoltà dei 2 giovani sposi di Cana, non sarà attenta alle nostre necessità, anche le più grandi? La domanda di San Giovanni Paolo II nella sua enciclica su Maria è ripresa dal Vescovo in occasione della festa di Nostra Signora della Salute a Ribasso. Monsignor Tanasini la cita per spiegare la fiducia che gli uomini ripongono nella Vergine. Per 2 motivi, dice. Primo, perché è attenta alla nostra vita. Secondo, perché è concreta l'efficacia della sua intercessione presso Gesù. È Lui che governa la nostra vita, che salva la nostra vita, è Lui, ma Maria è presente, lo stimola, lo richiama. Questa intercessione così efficace certamente guarda al nostro bene. Il Vescovo torna poi sulle linee guida dell'Assemblea Sinodale di giugno, frutto di un lavoro volto al rinnovamento della Chiesa locale. L'invito di Monsignor Tanasini è a conoscere davvero Gesù e il Vangelo. Troppe volte, ci stiamo riducendo a vivere una vita cristiana di contorno, di tradizioni belle, ma che rischiano di svuotarsi, di pratiche importanti, ma che rischiano di svuotarsi se non c'è al centro l'amore di Cristo, se non ci lasciamo muovere da Lui. La comunità di Ribasso, prosegue, come tutte le comunità della diocesi, sono chiamate a cercare un incontro nuovo e più profondo con il Signore, a dare alla propria vita cristiana la forma del Vangelo. E noi impegniamoci, vi prego, impegniamoci a cercare di conoscere Gesù, di portarlo nella nostra vita, di scoprire che è vivo per noi, che è tra noi e a prendere sul serio il suo Vangelo. Proseguiamo a parlare della festa di Nostra Signora della Salute a Ribasso con le immagini che state vedendo. La festa è proseguita nella giornata di domenica. Al mattino la messa solenne è celebrata da Don Piercarlo Fizzotti, prevosto di Gaggiano in Lombardia. Don Fizzotti in serata ha presieduto i vespri e la processione per le vie del quartiere. State vedendo le immagini che sono state realizzate da un ragazzo del posto, Giovanni, e che appunto state vedendo. Festa della Confraternita, Mortis e Orazioni, a Rapallo. L'appuntamento è per venerdì 3 agosto all'Oratorio dei Neri. Alle 18:45 ci sarà la messa, celebrata da Don Stefano Curotto, parroco dei Santi Gervasio e Protasio. Al termine si terrà un momento conviviale.
È morto a Milano Pippo Solari, già sindaco di Levi, aveva 95 anni, risiedeva a Milano ma veniva spesso sul territorio, in particolare a Cavi di Lavagna. Era nativo di Levi, dove è stato sindaco negli anni 60, periodo in cui si realizzarono importanti opere come l'acquedotto e la strada panoramica. Dopodiché si trasferì in Lombardia, dove svolse l'attività di imprenditore. Si ricandidò a primo cittadino di Levi nel 1995, rimanendo per un mandato in minoranza. Era attivo in molti sodalizi, ad esempio nel Rotary, nel Serra Club e nella società economica di cui fu presidente. I funerali si terranno venerdì alle 15:30 nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari. La salma sarà tumulata nel cimitero di San Rufino a Levi. Pippo Solari lascia le figlie Matilde e Michela e la sorella Maria Pia. Ora andiamo a Caviborgo, che ha ospitato per la 27esima edizione la cena allestita tra le vie del centro storico per sostenere il Comitato Assistenza Malati Tigullio. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Ricerca Trapianto Midollo Osseo del professore Andrea Bacigalupo. La cena è stata possibile grazie all'aiuto di molti ristoratori e anche volontari. Sentiamo. Anche quest'estate grande successo di partecipanti, 280 le persone che hanno invaso il centro di Caviborgo per la cena a sostegno delle opere del Comitato Assistenza Malati Tigullio, quest'anno con un obiettivo ben preciso. Il progetto della Faritimo, Associazione Ricerca Trapianto Midollo Osseo. E ormai sono tanti anni che dedichiamo questa serata a questa associazione, se lo meritano, sono quelli che curano le leucemie, linfomi, tutte le malattie ematologiche, quindi allora. Quella andata in scena è stata la 27esima edizione, un traguardo non semplice, ma, come sottolinea il responsabile diocesano della Pastorale della Salute, laddove ci sono idee, concretezza e un aiuto importante agli ammalati e ai professionisti, gli obiettivi si raggiungono. Mi sembra significativo che Gesù, viene detto che guardò in alto e disse: questi qua hanno fame. Quindi mettere insieme uno sguardo ai valori che rende concreti però, mentre noi a volte facciamo lo sguardo in alto e ci dimentichiamo della gente, o solo in basso e diventano solo interessi. Ecco, credo che lo sforzo sia quello di guardare in alto per essere capaci di essere aderenti a quelli che sono i bisogni concreti della gente. E questo è anche un luogo dove molti che si spendono, questo di stasera ma anche altri, sia un luogo dove un po' si fa questa cosa con calore, passione. I piatti sono stati offerti dai ristoranti locali, da altri esercenti del Tigullio e da tanti volontari, come quelli dell'Accademia della Ciappa di Cogorno. No, ma la gente aspetta volentieri perché sa che i ravioli di Cogorno sono buoni. Sono buoni, devo dire la verità che gli assaggi fatti in giro così depongono a favore di Cogorno. Sì, e non è campanilismo, è realtà. Ma quanto ne avete preparato? Un paio di quintali almeno. È di oggi la notizia che la stazione ferroviaria di Rapallo sarà la prima Green Hub, un luogo cioè dove si unisce sostenibilità ambientale, efficientamento energetico, tecnologie innovative e nuovi servizi per i viaggiatori. A comunicarlo il gruppo Ferrovie dello Stato. Dentro e fuori la stazione saranno installate tecnologie innovative studiate da start-up italiane ed internazionali. Si tratta di un progetto pilota che coinvolgerà la struttura da settembre. E sempre a settembre, fa sapere l'amministrazione di Rapallo, riprenderanno i lavori sul lungomare Vittorio Veneto e partirà il cantiere per il restyling del lungomare Castello e di via Avenaggi, aprirà il cantiere per la pavimentazione di via Torre Civica e saranno effettuati gli interventi di riorganizzazione del mercato di piazza Venezia. Infine, in concomitanza con l'intervento di Rete Ferroviaria Italiana, partirà anche il rifacimento di piazza Molfino. Rapallo, dal punto di vista delle opere pubbliche, sta vivendo un momento di grandi trasformazioni, dichiara l'assessore Arduino Maini. Abbiamo deciso, prosegue, di sospendere i cantieri per farli ripartire a settembre e concludere entro dicembre 2018, questo per limitare i disagi, soprattutto in questo periodo estivo. Ed è fissata per domani alle ore 18 l'inaugurazione della passerella pedonale di accesso all'area portuale, opera di completamento del percorso che da via Pila de Queirolo conduce al porto di Sestri Levante. L'intervento, il cui costo complessivo ammonta a 585.000 euro, è finanziato e realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo secondo lotto va a completare una striscia preferenziale per i pedoni che potranno percorrere in sicurezza l'ultimo tratto del lungomare. La passerella è a sbalzo in acciaio e legno.
Domani Vodafone riattiverà il ripetitore di Montemoggio risolvendo i problemi di questi mesi. A scriverlo sulla propria pagina Facebook il sindaco di Borzonasca Giuseppino Maschio. La questione era sentita e la risoluzione del problema ha richiesto tempo. Sinceri ringraziamenti, scrive Maschio, al responsabile tecnico regionale di Vodafone per aver risolto il problema e a Enel di Chiavari per i tempi rapidi di attivazione della fornitura di corrente. E ora andiamo a Carasco, dove sabato e domenica si è svolto il raduno sezionale degli alpini di Genova. L'iniziativa si è tenuta in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale e della nascita dell'alpino Luigi Casaretto. Vediamo. Erano 20 anni che Carasco non ospitava il raduno sezionale degli alpini di Genova, un momento importante per il gruppo, un'occasione voluta per ricordare i caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Gli alpini hanno sfilato per la città per poi partecipare alla messa sul piazzale di Via Piani. I caduti, è emerso durante i discorsi ufficiali, ancora oggi sono dei testimoni, soprattutto per le nuove generazioni. Quando passa un vessillo gli alpini si mettono sull'attenti e salutano perché le medaglie d'oro rappresentano la parte buona, umana della guerra. Nella guerra si nascondono tutte le nefandezze dell'umanità, però poi capita che un giovane in un momento, senza neanche rendersi conto perché, sacrifica la sua vita per gli altri, per i suoi compagni, perché ne muoiano di meno. E questo è un grande gesto di amore che va ricordato, come tutti tanti caduti che ci sono stati. È stata anche l'occasione per celebrare il centenario della nascita di Luigi Casaretto, alpino del battaglione Pieve di Teco della divisione cunense e fondatore del gruppo di Carasco. Casaretto, reduce della campagna di Russia, scomparve nel 1998 a 80 anni. Lui ha fatto 4 anni di prigionia, è ritornato in Italia ad aprile del 1946 ed è stato fatto prigioniero nel 1943 a gennaio in Russia. È stato un personaggio importantissimo, special modo per la sua alpinità, che l'ha trasmessa a noi e in tutte le parti dove lui è andato ritornando dalla guerra. Per lui è stato un motivo, come si può dire, di pace che ha trasmesso a quelle persone che volevano sapere se i loro figli erano ritornati o cosa gli era successo. I carabinieri di Sesti Levante hanno denunciato per ricettazione e omessa denuncia dello smarrimento di un'arma un 64enne del posto. L'uomo, in seguito ad un controllo nella sua abitazione da parte dei militari, è stato trovato in possesso di un fucile da caccia risultato rubato e la cui denuncia era stata sporta circa 40 anni fa alla questura di Varese. Inoltre è stata rilevata l'assenza di un fucile da caccia regolarmente denunciato, ma di cui l'uomo non sapeva giustificarne l'assenza. Ora vediamo gli appuntamenti per la giornata di domani, sfogliamo l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per giovedì 2 agosto. Alle Casette Rosse di Sesti Levante pomeriggio di Urban Knitting, ossia il vestire gli alberi con la tecnica dell'uncinetto, dell'intreccio e della maglia. Il laboratorio è aperto a tutte le età, l'inizio alle 16:30. Visita sensoriale al parco di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni. I piccoli potranno scoprire forme, colori, profumi e rumori delle piante. L'appuntamento alle 17:30 sul piazzale della villa, la partecipazione è gratuita. Festa con gli amici del Ponte sul piazzale di Santo Stefano a Sesti Levante da via Antica Romana Occidentale. Domani sarà la volta di una grande raviolata. Gli stand gastronomici apriranno alle 19. Musica dal vivo con l'orchestra Davide Aramini. Ballo liscio con l'orchestra Caravel dalle ore 21 alla colmata mare di Chiavari sul lato Levante. In piazza Marconi a Sesta Godano andrà in scena la commedia dialettale Ratelle e Sciarbelle a cura del Teatro Dialettale Stabile della Regione Ligure. L'inizio alle 21:15. Alle 21:30 al Parco di Villa Tigullio a Rapallo la compagnia teatrale Il Portico di Salomone porterà in scena Il Drago, opera dello scrittore russo Eugeni Schwartz per la regia di Marina Maffei. Il ricavato andrà a favore di padre Ibrahim al-Sabag, parroco di Aleppo in Siria. E infine prosegue il festival Sesti Levante in danza alle 21:30 al Teatro Arena Conchiglia, spettacolo di gala offerto dagli alunni iscritti.
Questa mattina l'assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo ha visitato Chiavari alla scoperta dei percorsi di Una Liguria sopra le righe, che è la campagna di comunicazione estiva. I percorsi, segnalati con tanti dischi colorati, si diramano lungo 3 tracciati: quello dedicato ai bimbi dal municipio verso il mare, quello dell'arte dal centro e segue le tappe della storia risorgimentale della città, e quello delle curiosità che si concentra sui portici. Linea al telegiornale da Roma, ci ritroviamo alle 20:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Buonasera, bentornati all'appuntamento con l'informazione di TV 2000. In primo piano il monito di Papa Francesco oggi all'udienza generale: se lo smartphone è il tuo idolo, buttalo via. È parlato così di varie forme idolatriche che costringono l'uomo a sacrifici in nome di oggetti, immagini o ruoli. Il servizio è di Paolo Fucili. Una volta si facevano persino sacrifici umani agli idoli, perciò il decalogo inizia ammonendo: non avrai altri dei di fronte a me, perché l'idolatria, così si chiama, non risparmia neppure gli atei, assicura Francesco. Quale è veramente il mio Dio? Prima udienza del mercoledì al riparo dal sole torrido dopo le vacanze del Papa. Si parla di idoli, le ossessioni a cui ci prostriamo e sacrifichiamo tutto, e magari siamo pure cresciuti in una famiglia cristiana di nome, ma centrata in realtà su punti del riferimento estranei al Vangelo. E il supermarket dell'idolatria, lo chiama Bergoglio, comprende oggetti come automobili o smartphone e non solo. Parlate con un arrampicatore. Per la carriera si sacrificano i figli, trascurandoli o semplicemente non generandoli. O la bellezza, le ore davanti allo specchio. Questa mattina l'assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo ha visitato Chiavari alla scoperta dei percorsi di Una Liguria sopra le righe, la campagna di promozione turistica del 2018. I percorsi segnalati con tanti dischi colorati si diramano lungo 3 tracciati: quello dedicato ai bambini dal municipio verso il mare, quello dell'arte che si addentra verso il centro e segue le tappe della storia risorgimentale della città, e quello delle curiosità che si concentra sui portici, cuore dello shopping chiavarese. Concludiamo con una notizia di sport. Domenica al lago di Giacopiane si è svolto il campionato feeder, una tecnica di pesca a fondo con pasturatore, a caccia principalmente di scardole e cavedani. In un giorno si sono svolte 2 gare molto difficili, effettuate sotto un sole davvero torrido. Il titolo di campione è stato vinto da Alessio Alessiani della FIMA Chiavari, che si è riconfermato per il 2° anno consecutivo. Dietro di lui Riccardo Arvati ed Emanuele Oliva. In campo anche il veterano del gruppo Giovanni Bianchi, 85 anni, che ha vinto il primo posto di settore e il 4° assoluto. Una notizia di servizio prima di concludere: a causa di lavori di modifica dell'allaccio alla rete fognaria comunale, domani sarà aperto un cantiere in via Piacenza a Chiavari, all'altezza dei civici 163, 165 e 167. La circolazione veicolare sarà interdetta dalle 8:30 del mattino e sino alla fine dell'intervento sarà vietata anche la sosta. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. L'informazione torna domattina alle 7:30 con il buongiorno di Telepace condotto da Marco Revello. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.